Senza i referendum comunali per il passaggio di regione non si sarebbe nemmeno arrivati a quello per l'autonomia del Veneto, perciò è ora che l'attenzione si sposti anche sulla pari richiesta avanzata dai bellunesi. Il movimento Barda commenta così il voto favorevole al disegno di legge sull'autonomia differenziata passato martedì al Senato. I partiti che governano il Paese e il Veneto oggi esultano, afferma il presidente Andrea Bona. Noi rilanciamo forte l'appello. Non dimenticatevi di Belluno. Il referendum di Lamont prima, di Sovramonte poi e degli altri comuni extrasburgici hanno segnato la strada anche per il Veneto. Questa strada deve essere percorsa fino in fondo adesso, non contro nessuno, ma a favore di noi stessi, dei nostri territori. Bona ricorda come nel 2017 i cittadini bellunesi votarono anche per l'autonomia provinciale, indicando in maniera schiacciante la loro volontà. Da 6 anni e mezzo si attendono risposte che il disegno di legge votato al Senato da solo non dà. Ricordiamo che il trattamento inflitto alla provincia di Belluno negli ultimi anni, con il taglio di tutte le risorse agli enti locali, con la distruzione dell'ente provinciale, tanto più in una terra abitata da una consistente minoranza linguistica, è una vergogna per tutta la nazione a cui bisogna porre al più presto rimedio. Fino a quando non avremo risposte, noi continueremo a ricordare a tutti che la volontà dei cittadini va rispettata, incalza il Barda. Nei patti l'autonomia provinciale avrebbe dovuto fare seguito a quella regionale, ma il tema sembra essere sparito dalle agende politiche locali, regionali e nazionali. Un'ennesima beffa non potrà essere sopportata.